In occasione dell'assemblea annuale tenutasi il 29 maggio alla Montecchia di Selvazzano, in provincia di Padova, l'ANCI, Associazione Nazionale Costruttori Edili Padovana, avviò un percorso per riflettere e confrontarsi sul futuro della città patavina come area metropolitana, guardando ai principali trend economici e finanziari, scorgendo le opportunità di sviluppo urbanistico e territoriale e per l'industria delle costruzioni. Scenari, visioni, mercati, quali opportunità per l'industria delle costruzioni è infatti il tema sul quale si è aperta la discussione alla presenza di amministrazioni comunali e regionali, oltre che imprenditoriali, per mirare a delineare le linee di sviluppo sostenibile, volto a valorizzare gli spazi urbani e il patrimonio immobiliare attraverso nuovi scenari di crescita che vedono il Veneto al centro del nuovo triangolo industriale. Tutto sommato abbiamo confermato un momento di ripresa del nostro settore con un indicatore delle ore lavorate di un più 8-10% nell'ultimo trimestre, per cui la curva si è invertita e c'è una risalita della produzione. Discuteremo appunto delle opportunità per Padova, con una serie di scenari che si vanno a creare, con i cantieri che saranno aperti nei prossimi anni a partire dall'ospedale, la Camera di Commercio, la caserma Prandina. Abbiamo tutta una serie di situazioni, la caserma Piave con un nuovo campus universitario, abbiamo una serie di situazioni che possono diventare dei drive importanti per la città. Le opportunità ci sono, sta a noi coglierle su un mercato che è cambiato moltissimo e che non potrà certo ripresentare le opportunità più che come numeri, come modo di fare impresa degli anni passati. La richiesta è quella che noi non abbiamo bisogno di leggi nuove, ma toglierne tante e fare chiarezza, perché abbiamo bisogno di leggi chiare, leggi semplici, soprattutto leggi che non vengano variate ogni settimana. Questo è sicuramente un momento di confronto importante e le istituzioni devono confrontarsi con le associazioni che rappresentano il territorio. In un momento in cui anche è in discussione a Roma lo sblocca cantieri che inciderà molto su quello che sarà lo sviluppo dei lavori pubblici o comunque la possibilità, la reattività delle imprese di poter intervenire e partecipare ai bandi. C'è un lavoro con ANCI e Regione Veneto di cercare di intervenire sullo sblocca cantieri per cercare di rendere più fluidi le gare d'appalto, la normativa, e rendere più facilmente accessibile le aziende alle gare che vengono fatte. È un settore che è tornato a crescere, che ha bisogno di oggi formazione ancora più qualificata, anche su segmenti che vanno approfonditi. Allora 2 settimane fa abbiamo approvato con ANCI regionale un protocollo con le scuole edili. 300.000 euro Regione del Veneto, 200.000 euro ANCE, insieme pubblico-privato, per fare una formazione mirata ai bisogni dell'impresa. C'è bisogno di molte più competenze, per esempio nella edilizia sostenibile. Oggi si ristruttura molto più di quanto non si costruisca. Oggi c'è bisogno di fare ragionamenti anche di marketing legato al tema dell'edilizia. Insomma, competenze nuove, anche digitali, che devono essere insegnate in queste scuole, e la Regione vuole essere a fianco di questo settore strategico.